Ciao, sono Eleonora Trofini, sono da Samburg, vivo ici, sono ici. Trabalhavo a Cunha, un paio d'anni trabalho a Cunha, poi sono diventata mamma e sono stata a Migiunga a guardare la mia Francesco. Parlo patois perché a Migiunga si sta abituata a parlare, mamma e papà sanno sempre parlare patois, nonna, tutti, ma tutta la famiglia in realtà parla in patois. Quindi l'ho imparata da picciota prima dell'italiano e, e me lo sono portata a lei. Ma se lo parli da cosa si nasce, penserei mai che tanto a che vuol dire, perché la tia lingua, come anche sempre parla italiano, come anche sempre parla lo francese, mi sono mai pone un problema, per me è la mia lingua, basta. E infatti a Francesco parlo, perché mio nome parla un'altra lingua, parla l'italiano, e poi li parlo patois, perché per me è normale, spero che lo parli con le l'endemà, quindi mai che dire che è la mia lingua, poi lo rendire. I ricordi di questo mena lega alla lenga sono soprattutto, a parte gli amici di scuola, ma la scuola, che tu magari scrivi e dici, io il tema della maestra e dici, ho qui una cavagna di body, e te vengono in italiano, lo ricordo, è che faceva chiamare la maestra come se di cavagna e come se di body, e gli amici stessi, che magari li parli, se ne era tanti anche che lo capisci un po' più bene, quindi magari ti ricordi esa che dei viaggi devi ste spiegare diversamente, sempre la lingua che parli, quindi. Una canzone che mi viene è L'Aiseme dei Lusariol, ma anche perché sortia quando ero giovane, l'avevo sempre ballata, sempre buttata voglia di continuare a cantare in patois e quindi mi è sempre piaciuta sia la musica che le parole. E mi è capitato perché sia per far festa sia perché l'ho sempre ascoltata, per andare a lavoro, per tutto, mi ha sempre un po' accompagnata. Che lo parlo a mio figlio e lo parlo in famiglia, quindi curava mia suora, mio padre, mia madre, tutti, parlo tutti in patois, quindi a parte il mio nome che gli ho provato, ma poi glielo faccio in testa, lo parlo un barone. Ma ieri, perché lavoro in e quindi sono sempre uscita a San Buco, dintorni, quindi lo parlo di mai. Quando lavoravo lo parlavo tanto di meno, fino a 3 anni fa parlavo tanto di meno, per esempio, in tal quotidiano. Sì, ti capita un vagone di viaggio, soprattutto che la main A, perché tu parli della main A, sapendo se inviarli di esprimere a co, fai a co, e la gente ti chiede, dice, "Ah, ma tu parli in calpatois, e lo parli a tuo film, ma come fai? Ma poi vai a scuola, oh, ma... E poi però si dico, ah, però si sta brava, perché loro l'hanno sempre parlato e trovo in tu la differenza che continui a parlare e spero di mostrare in cara ai figli. Secondo me lo guardar sì, guardar lo patois è una cosa fondamentale per le nostre svaladas e infatti per a qualche può lo parlerei sempre al picciuat e lo parlerei sempre a tutti quelli che sabo eh, che lo parlo, anche se vedo che ogni tanto te chinto, sapreste parlare italiano, piemontese, e però lo parlo, perché tra di loro lo parlo, e quindi, però spero di arrivare a ottenersi. L'avenir del patois è un po' come l'avenir delle nostre svalate. Se continua qualcuno a vivere, a lavorare, di stare sempre qualcuno che lo mostra, lo tiene, lo conserva, lo passa, bene o male, come me. E se invece, come la valada, pian piano va a morire, andare insieme. O si salva la valada a livello di lavoro, di gente che li vive, se no fai la stessa fine della valada. E sono un po' più a pari passo. Di conseguenza per lo guardare, cioè guardare il lavoro sci, fare magari un sacrificio di mai,
magari trabalho lens, ma vivo gli stessi sci perché mi piace sci, ja qualcun che lo fa di ritorno, ma un sa mille, o se salva un po' lo trabalho, le attività sci, e magari si butta un po' mai dei sacrifici e dire, beh, vivo gli stessi vinai anche se voglio trabalhare a cuni, e allora salvensi alla valada, che lo patua.